fai di cosce. Anche la barriga, queste rosse. Siccome non ho niente da fare io dico... Cosa vorresti fare da grande? Ingegnere. Ingegnere? Ingegnere. Allora lì, Ho tu? voglia di studiare, voglia. Io non ho ancora deciso. Archeologia. Archeologia? Archeologia. Boh. Io lo faccio questo. Sono archeologo e restauratore dei ministeri. Sì, anche l'archeologia mi interessa. Ah, ti piacerebbe? Due o tre cetrioli ci sono. Cosa vuoi, Laura? Cetrioli? Pomodori? Cetrioli? Vuoi le zucchine da saltare? Roba fresca, non abbiamo tempo. Cetrioli, pomodori. Prendiamo li ho visti. Mamma, prendiamo le uova se ce le ha. No? Cosa sono queste? Melanzane. Ah, non avevo mai viste Quelle fiorite. bianche. No, ci sono già le melanzane. Io sono Sì? il primo che taglia i pomodori e le melanzane e anche i peperoni. Che bello, Andrea, le piante delle melanzane viola. E bianche anche, guarda. Bellissimo. Guarda che pomodori. Bellissimo. Io sono della ultima settimana di maggio. Sono il primo in Sardegna, in Italia, che taglia i pomodori. Perché qua è il sole a mezzogiorno. Ho realizzato forte. per fare ombra, altrimenti ci perderei tutto. C'è il pro e il contro. Sì. E il contro è che non c'è acqua. Dopo anni, mai successo. C'ho il pozzo 7 metri. A giugno usciva il troppo pieno, un tubo così, alla strada. La cunetta e poi c'è soltanto un tagliamento. Adesso non pochissimo. è piovuto nulla. Pensa. 4 giorni piovuto. Da settembre a domenica che ha rovinato un po' che è venuto. Che è venuto in vacanza, così. 4 giorni. Ma pensa. In un anno. Ma che belle che sono le loro macelli. E pensi che noi abbiamo lasciato In il serra. nord che In continua serra. a piovere, un freddo, cioè. Dico beati. Non so, è paradossale, ma dico. È paradossale, sì, perché lì è troppa acqua. Mi sta costando, a parte il tempo così, controllare il piatto a goccia, il contatore che gira. Sì. Allora, ti vogliamo? Iniziamo a togliere insalatina, sedano? Sì. Ditemi voi.